Andrea Crisanti si è dimesso dall'Università di Padova. La decisione del microbiologo legata all'indagine sui tamponi rapidi e alla diffusione di alcune pesanti intercettazioni telefoniche di Zaia sul suo conto. Temperature elevate e assenza delle brine stanno compromettendo la produzione del radicchio rosso di Treviso IGP, delusione degli agricoltori e prezzi in rialzo al consumo, con la prospettiva che per avere il clima giusto la produzione dovrà essere spostata nel Bellunese. Monumento vandalizzato, filmati delle telecamere di videosorveglianza, l'esame dei carabinieri, minuto di silenzio delle associazioni d'arma davanti al cannone danneggiato. Vandali in azione a Capodanno anche a Valdobbiadene, danneggiata la scacchiera nella piazza principale. Il sindaco fregonese ai responsabili: presentatevi in municipio prima che veniamo a prendervi. Occhio al cellulare, troppi incidenti per distrazione. A Vittorio Veneto il comune rende le strade più complicate da percorrere per costringere i guidatori a fare attenzione. Curioso intervento questa mattina a Villorba da parte dei carabinieri. I militari hanno intercettato 3 lama e 3 alpaca fuggiti da un allevamento. Smog, situazione sempre più critica. A Treviso scatta l'allerta arancio, allo stato vietati pane e vin, barbecue e fuochi d'artificio. Ultima chance, il bollettino ARPA di mercoledì, sperando nel meteo. Tra Roncade e Quarto d'Altino invece il tradizionale pane e vin sul Sile si trasformerà in uno spettacolo di luci a laser, niente fiamme o fumo per lottare contro le PM10. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque, questi i titoli, e lo avete sentito, Andrea Crisanti si è dimesso dall'Università di Padova. Il microbiologo eletto con il Partito Democratico in Senato alle ultime elezioni sabato 31 dicembre ha scritto una mail all'Ateneo Patavino comunicando le sue dimissioni, una decisione che sarebbe legata all'indagine sui tamponi rapidi della Procura di Padova, partita dopo un suo esposto e alla diffusione di alcune intercettazioni telefoniche che lo riguardano. Si tratta di colloqui telefonici del presidente del Veneto Luca Zaia, nei quali il governatore dice: stiamo per portarlo allo schianto. Senza voler entrare nel merito, Crisanti ha detto di voler essere libero di prendere ogni decisione che mi riguarda, visto che vi sono molte intercettazioni che riguardano anche altri docenti dell'università. Intanto sul fronte inchiesta si registra la presa di posizione dell'avvocato Giuseppe Pavan, legale del dottor Roberto Rigoli, ex coordinatore delle microbiologie del Veneto, coinvolto nell'inchiesta padovana sui cosiddetti tamponi rapidi anti-Covid sperimentati dal Veneto tra la prima e la seconda ondata del virus. L'accusa non mette assolutamente in dubbio l'utilità e l'attendibilità dei test rapidi antigenici oggetto delle indagini, test utilizzati ancora oggi a livello internazionale. Allo stesso modo va ricordato che le indagini preliminari hanno evidenziato come il solo interesse del dottor Roberto Rigoli, emerso in questa vicenda, sia stato quello di perseguire il bene pubblico. In una situazione di grande tensione ed urgenza determinata dall'emergenza sanitaria e che non sia stata prodotta alcuna falsa documentazione, elemento riconosciuto dalla stessa Procura durante la prima fase dell'udienza preliminare. È annata amara in tutti i sensi per il radicchio di Treviso. Il cambiamento climatico e la mancanza di freddo e brine ne stanno compromettendo la produzione, con prezzi in crescita e piante che vengono lasciate in campo per essere arate. Ci fermiamo quando non conviene e andranno arati. Sorriso amaro per questo produttore di radicchio rosso IGP. Annata già chiusa e aratro che passerà su queste piante che, come si dice in gergo, hanno filato. Questo radicchio non produce più il cuore, resta, anche se lo imbianchi, resta con le sue caratteristiche vuoto. Ma ad esempio quest'altro invece che è verde, ti ha trovato verde? Questo potrà anche maturare, ma resta piccolo e non fa il peso. Colpa del cambiamento climatico che ha sconvolto il ritmo della produzione, che prevede trapianti scaglionati per dare ai consumatori il massimo da fine novembre a fine febbraio. Era piantato dall'ottobre al novembre, a dicembre, a gennaio, però loro hanno mantenuto le stesse caratteristiche qualitative. Praticamente i graffi a tutti? Tutti, di tutte le varietà. Il disastro sta colpendo tutti i produttori del biologico che non usano alcuni espedienti che bloccano chimicamente la vegetazione, fermata naturalmente dal freddo e dalle brinate finora totalmente assenti. E non c'è nemmeno speranza per le prossime settimane, perché vegetando il radicchio perde la sua dolcezza. Adesso con le temperature che vanno su, la luce che aumenta, diventano
diventano di foglia non più dolce, non più gustosa, vanno verso primavera con gusto amaro. Ecco perché il suo valore è sensibilmente lievitato negli ultimi giorni e mentre il consorzio stima con ottimismo nel 30% la perdita media, tra i produttori lo sconforto è molto alto, con casi come questo dove ci si è fermati dopo aver prodotto appena un terzo di quanto piantato, perché tra espianto, imbiancatura, pulizia e taglio e incassettamento comunque il rapporto costo-qualità non regge. E non va meglio tra i vivaisti già preoccupati per la prossima annata se continua così il cambiamento climatico. Bisogna vedere con i produttori di seme o quello che è cosa si può fare o cosa si può raggiungere. Per il momento non abbiamo ancora niente da pensare. Quindi il radicchio di Treviso, perché trovi il freddo, bisogna portarlo a Feltre? Bisogna cambiare ambiente. E quindi cosa diventerà il radicchio di Feltre? Il radicchio di Belluno. Continuiamo con la cronaca. Mentre i carabinieri passano al setaccio i filmati delle telecamere di videosorveglianza, associazioni d'Arma riuniti per un minuto di silenzio intorno al monumento degli artiglieri vandalizzato a Nervesa della Battaglia, che i tempi della burocrazia impediranno di ripristinare a breve. Posto, attenti! Siamo qui per un minuto di raccoglimento. Associazioni d'Arma di Nervesa della Battaglia unite per un minuto di silenzio intorno al monumento agli artiglieri danneggiato lungo il Piave. La bocca da fuoco del cannone, monumento nazionale, squarciata da 2 esplosioni, qualcosa di più di banali petardi, stando al risultato, probabilmente uno o più ordigni, visto il doppio scoppio avvertito anche da lontano. Posto! E ci auguriamo che questi fatti non si ripetano più. I carabinieri della compagnia di Montebelluna stanno indagando al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Non abbiamo nessuna minaccia, nessun tipo di niente per questo. Speriamo che sia una bravata di ragazzi che hanno combinato questo. Ragazzi che non hanno capito il sacrificio dei loro nonni. Penso di no, che non abbiano capito cosa hanno fatto i nostri vecchi. Al di là delle indagini e dell'individuazione dei responsabili, i tempi per risanare questa ferita non saranno brevi. Dopo i vandali occorrerà fare i conti con la burocrazia, malgrado le associazioni siano tutte concordi nel contribuire al ripristino. Questo è un monumento nazionale e adesso dobbiamo attendere prima di tutto risposte dalle nostre direzioni, da Roma e da tutto quanto. E dopo vedremo come comportarci. Penso di sì che ci voglia molto tempo anche per avere risposte. Dobbiamo attendere da loro cosa dobbiamo fare, perché non possiamo metterci mano. Atto di vandalismo la notte di Capodanno a Valdobbiadene. Ignoti hanno devastato il gioco della dama che abbellisce la piazza principale. Con la rabbia il monito del sindaco che li avverte: prima che qualcuno venga a prendervi mi aspetto, veniate spontaneamente in municipio. Il consiglio non è un appello, è un consiglio, è quello di venire in municipio e ammettere di aver fatto un errore, cosa che può succedere, si possono sempre porre rimedi agli errori fatti. Li aspetta nel palazzo del comune il sindaco di Valdobbiadene. Li aspetta prima che qualcun altro vada a prenderli dopo averli identificati attraverso le registrazioni delle numerose telecamere presenti in tutta la piazza, dove nella notte di San Silvestro qualcuno si è accanito con la scacchiera per il gioco della dama. Pezzi ovunque, segno di un vandalismo gratuito su un bene di tutti. Cosa si può pensare di questa cosa? Si può pensare che non si capisce perché ci sia gente che si permette di fare queste cose. E questo è lo sconforto e l'indignazione da parte dei cittadini, che si aspettano non tanto una semplice multa nei confronti degli autori, ma qualcosa che li faccia riflettere su quanto commesso. Perché non è tanto il danno da qualche centinaio di euro, ma lo sfregio alla piazza simbolo di Valdobbiadene. Ecco perché il sindaco, più che denaro, pensa ad una sanzione a tempo. Fare giorni o settimane di lavori di interesse per la collettività in cambio di sanzioni o di debiti, quindi questo può essere fatto. Perché, sottolinea il sindaco, ora più che mai dobbiamo essere consapevoli che il nostro territorio sarà sempre più motore dell'economia turistica costantemente in crescita. E rispetto agli anni scorsi ho notato e ho avuto riscontro da parte di albergatori e ristoratori di una presenza interessante nei numeri e nella provenienza e nella qualità
di turisti austriaci, tedeschi, inglesi, alcuni anche americani venuti qui per le vacanze di Natale e di Capodanno. Questo grazie non solo al Prosecco, ma per la bellezza sancita dall'UNESCO con le colline patrimonio dell'umanità. È responsabilità di tutti noi quella di essere positivi e far vedere a tutto il mondo quanto belli e bravi siamo. Una responsabilità che però più di qualcuno pare non avvertire se accadono vandalismi in piazza o spettacoli come questo che abbiamo incontrato lungo la strada principale delle colline UNESCO e che lascia senza parole. Ci spostiamo a Vittorio Veneto, troppi incidenti per disattenzione da cellulare, questa è la convinzione che ha portato il sindaco di Vittorio Veneto a mettere in pratica alcuni interventi su tutta la viabilità comunale. I primi due esempi di questi percorsi con stimoli stradali stanno per essere ultimati, noi siamo andati a vederli. Restringimenti della carreggiata, luci lampeggianti, luci sui passaggi pedonali nuovi che stiamo facendo colorati, in modo da svegliare chi è magari occupato da pensieri diversi che sono quelli della guida e renderlo più attento su quello che sta facendo in quel momento. Questa è la ricetta del sindaco di Vittorio Veneto contro le disattenzioni sulla strada. Sempre più convinto che si debba fare in modo che chi guida non possa staccare le mani dal volante per chattare o rispondere al telefonino. Ecco allora percorsi impegnativi che stimolino continuamente l'attenzione sulla strada per evitare che accada quello che è successo lungo Viale della Vittoria qualche sera fa, quando mamma di 55 anni e figlia di 17 sono state travolte da un'auto in pieno centro città su strisce pedonali ben illuminate. In pieno centro, in un posto luminoso, su strisce pedonali per cali di attenzione della gente. Ecco allora alcuni esempi, come qui, davanti all'ospedale, dove sta per essere ultimato questo restringimento con piccoli dossi che impongono un rallentamento ai veicoli. Poi c'è l'isola salvapedone tra le corsie e il segnapassaggio ad alta intensità luminosa, oltre naturalmente ad un importante impianto di illuminazione su tutta l'area. Ma l'esperimento di maggior successo il sindaco lo rivendica per questa rotatoria sulla Lemagna a sud della città. La rotonda che ha fatto tanto discutere, quella davanti all'emisfero di Vittorio Veneto, per esempio è fatta di un paio di sollevamenti del fondo prima di accedere alla rotatoria, luci lampeggianti, preavvisi eccetera, e questo fa sì che non ci sia più l'individuo che si permette o non si accorge del problema della rotatoria e la attraversa dritto come succedeva prima. Non è più successo e quindi bisogna alzare il livello di attenzione. Non sono i 30 o i 40 km all'ora, bisogna stare attenti a quello che si sta facendo in quel momento. Lutto a Trevignano, si è spento all'età di 82 anni l'ex sindaco Gino Pozzebon, la guida del comune dal 1993 al 2002. Imprenditore, era nato a Trevignano il 29 marzo del 1940, andando poi giovanissimo a lavorare a Milano, all'Auto Bianchi. Gli amici e i suoi collaboratori più vicini nell'attività politica lo ricordano come un uomo disponibile e gentile che ha speso la vita al servizio della sua attività e della comunità. Si era di nuovo messo a disposizione alle ultime elezioni amministrative, candidandosi in alternativa all'attuale primo cittadino Franco Bonesso. Ancora non è stata resa nota la data dei funerali. Curioso intervento questa mattina a Villorba da parte dei carabinieri. Sentiamo. Vagavano tranquillamente lungo via Campagnola a Villorba 3 lame e altrettanti alpaca. Nella notte si sono dati alla fuga da un terreno privato Villa Fanna. A lanciare l'allarme proprio la titolare, che ha subito allertato il 112. A rendersi conto di quanto accaduto anche alcuni dipendenti della vicina azienda, che hanno a loro volta segnalato che gli animali si trovavano fuori dal recinto. A rendere più difficile rintracciarli la nebbia che le prime luci dell'alba imperversava nella zona. Fortunatamente i carabinieri sono riusciti a rintracciarli e salvarli. La pattuglia è intervenuta infatti anche per scongiurare eventuali pericoli adiacenti al campo interessato, un'arteria stradale secondaria, ma comunque percorsa da molti automobilisti. Il rischio era che gli animali finissero sulla carreggiata e venissero travolti. Non senza qualche difficoltà e grazie all'opera di proprietari e vicini accorsi in loco, gli animali illesi sono stati ricondotti all'interno di area recintata senza conseguenza per alcuno.
Sempre più critica la situazione smog vista l'assenza di pioggia. Il comune di Treviso ha comunicato nel pomeriggio che, come da bollettino ARPAV sulle rilevazioni della concentrazione di PM10, è stato confermato il livello di allerta 1 arancio. Allo stato attuale quindi e almeno fino al prossimo bollettino previsto per mercoledì sono vietate le combustioni all'aperto di materiale vegetale, barbecue, fuochi d'artificio e i tradizionali pane e vin. Fiato dunque sospeso per gli organizzatori dei falò in città, che sperano in un miglioramento in modo da avere il via libera per bruciare i pane e vin. Il pane e vin si farà invece a Roncade e a Quarto d'Altino, ma non ci saranno né fuoco né tantomeno fumo. Andrà in scena un pane e vin a laser. Né fiamme né fumo, ma un suggestivo gioco di luci che andrà a ricreare il falò. Quest'anno tradizione e tecnologia saranno unite, così come le due proloco, quella di Musestre di Roncade e Quarto d'Altino, che da anni organizzano insieme il pane vin. Facciamo una cosa alternativa, quindi passiamo dalla tradizione all'innovazione. Abbiamo pensato di fare uno spettacolo di luci, musica, suoni, colori che danno comunque il senso della tradizione. Accenderemo comunque simbolicamente due piccolissimi falò, uno da una sponda e uno dall'altra, falò che uniscono in questo caso le due comunità. Insomma, l'ambiente prima di tutto, troppe polveri sottili nell'aria e poca pioggia, ma i due comuni non rinunciano alla tradizione. Il gioco di luci si vedrà a metà tra le due sponde, si vedrà diciamo 4-5 metri, 6 metri anche di altezza, però si vedrà molto bene anche a pelo d'acqua, perché ci sarà una barca nel mezzo che collegherà istantaneamente le due sponde. Non ci sarà più nemmeno il nome pane vin dalle locandine affisse nei due comuni, dato che l'evento, per non trarre in inganno, si chiama ora Luci sul Sile. Nelle due sponde ogni proloco singolarmente delizierà chi ci verrà a far visita, e quindi potrà degustare i dolci della tradizione tipica, quindi pinza, vin brûlé, cioccolata, tè, bevande calde, e non mancherà ovviamente l'arrivo delle classiche befane. Insomma, ecco, la befana, la tradizione vuole che sia la befana a consegnare la calza ai bambini che se lo meritano. Una festa che unirà comunque le due comunità, quella trevigiana e quella veneziana, nel nome della tradizione, ma anche dell'ambiente. Siamo alla politica, duro scontro durante il dibattito sul reddito di cittadinanza nella nostra prima edizione tra l'ex deputato leghista trevigiano Giuseppe Paolin e la consigliera regionale veneziana del Movimento 5 Stelle Erika Baldin. Ad accendere la miccia le parole di Paolin sui ricorsi vinti da Baldin con il rientro in Consiglio regionale dopo un'iniziale esclusione dopo il voto del 2020. Ricordo all'unica consigliera dei 5 Stelle, vorrei dire quasi abusiva perché ha vinto un ricorso, che è sotto gli occhi di tutti. In che senso? Spieghi meglio, perché io è un po' pesantino Paolin, La lista, quello che ha detto è assolutamente infondato e anche diffamatorio. Le rispondo subito perché ho seguito il ricorso. Allora, la lista, ricordo che la lista... Mi sembra diffamatorio quello che ha appena detto nei miei riguardi, perché non sono un consigliere abusivo, le ricordo. Io non so lei che razza di incarico abbia, ma io non sono un consigliere abusivo, le ricordo. Posso risponderle? Mi lascia parlare? Magari anche delle scuse sarebbero gradite. Allora, la lista dei 5 Stelle in Veneto non ha preso il 3%, requisito primario per poter fare un consigliere regionale. Voi avete fatto un ricorso. Non è così, si informi meglio prima di fare mi le sono sentenze, perché ci sono state tra l'altro delle sentenze. La lista dei 5 Stelle non ha preso il 3% in Veneto. Questo può confermarmelo? Ma lei fa il giudice? Mi permetta, ma lei che ruolo ha? Fatto del ricorso, come ci sono due ricorsi della stessa natura accolti in Lombardia e nelle Marche, la legge parla chiaro. L'attribuzione dei seggi in Regione Veneto viene data alle liste che raggiungono il 3%. Infatti noi abbiamo superato il 3%, le chiedo di andarsi ad informare.
Lei è lì grazie a un ricorso vinto. Seconda cosa che non interessa ai cittadini. Magari perché avevo ragione, non perché avevo pagato i giudici, mi scusi. Mi sorprende che da parte di un rappresentante, non so di quale istituzione, ma vi sia un attacco personale nei miei confronti utilizzando frasi del tutto diffamatorie, e provvederemo in tal senso. Lei legittimamente ha vinto un ricorso che ricordo analogamente, perché l'ho seguito in prima persona, un ricorso che in Lombardia ha avuto un esito totalmente contrario, e anche in Abruzzo, dove la legge elettorale è analoga e prevede che per andare al riparto dell'assegnazione ai consiglieri regionali le liste dei candidati devono superare il 3%, cosa che non è avvenuta per i 5 Stelle. Dopodiché il suo posto è legittimo da consigliera regionale. Alberi donati al comune come bomboniera per il loro matrimonio. È la scelta di 2 sposi di Zero Branco e in questi giorni la piantumazione delle giovani piante. Non la solita bomboniera, ma 60 alberi donati al comune di Zero Branco. Così 2 giovani sposi, Gioia Pattarello e Gianmarco Nuzzo, hanno deciso di festeggiare e rendere allo stesso tempo utile per la comunità il loro matrimonio, celebrato lo scorso 16 settembre. Agli invitati non un oggetto per ricordare quel giorno, ma carpini, olmi, biancospini donati al comune per arricchire di nuovo verde 3 diverse aree del territorio. Alberi che, una volta cresciuti, offriranno lungo le strade ombra e nuovo ossigeno. In questi giorni la messa a dimora degli alberelli in collaborazione con Ufficio Tecnico e Ambiente, che per l'occasione hanno ribattezzato l'iniziativa Progetto Gioia in onore della sposa. Volevamo fare una scelta diversa dal solito, positiva e per la nostra comunità di Zero Branco, hanno spiegato moglie e marito. Non cercavamo qualcosa di materiale, ma qualcosa che restasse nel tempo e guardasse al futuro. Qualcosa che anche la loro figlioletta di 18 mesi potesse avere sotto gli occhi nel tempo. Un gesto di cui il sindaco Luca Durighetto ha ringraziato gli sposi. Il loro, ha commentato, è uno straordinario messaggio di speranza per il 2023. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. Via il termine incuria dalla legge istitutiva della giornata nazionale in memoria delle vittime di tutti i disastri ambientali e industriali a 10 anni dall'iniziativa dell'ex deputato del PD Roger De Mene, che torna in auge la modifica della norma per iniziativa del gruppo Lega Salvini Premier, primo firmatario il senatore friulano Marco Dreosto. Quel termine non rende pienamente coscienza sul livello, diciamo, nazionale e internazionale di quello che è successo. Si tratta di un disastro, di una tragedia enorme, ancora oggi una delle più gravi tragedie provocate dall'uomo, non dall'incuria. Il termine incuria deve sparire dalla legge istitutiva della giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali. 10 anni fa fu Roger De Mene, allora deputato del PD, sulla scorta delle sollecitazioni di comitati e sindaci, a presentare una proposta di modifica della legge del 2011. Proprio in quel periodo, nel 2013, in quell'ottobre del 2013, fecero visita ai luoghi della memoria sia il Presidente del Consiglio Letta che il Presidente del Senato Grasso, e mi ricordo insomma che fu un tema molto trattato e fu anche la prima occasione in quei momenti perché lo Stato, inteso nel termine più alto, chiese scusa a nome della comunità nazionale per quello che era successo. Ecco, cambiare quel termine vuol dire sancire una volta per tutte insomma che quando c'è una responsabilità diretta dell'uomo se ne deve far carico in maniera piena. Oggi a sorpresa l'impianto della proposta De Menec di modifica della legge rimasta nel cassetto è stato mutuato in un documento depositato al Senato, primo firmatario il parlamentare friulano Marco Dreosto del gruppo Lega Salvini Premier. Quest'anno ricorre il 60° del Vajont e l'intento condiviso è quello che l'iter per la modifica della legge si concluda prima del 9 ottobre. I tempi ci sono, la questione è tutta politica. È una norma che non ha carattere finanziario, come si dice, quindi molto semplice da approvare. Si tratta di prendere coscienza di quello che è successo nel Vajont, di quello che è successo in quel periodo, ma anche, devo dire, la cosa che forse è più interessante, prendere coscienza di quello che è successo in quel periodo del Vajont
per fare in modo che non succeda più oggi, insomma che ci sia una presa di coscienza forte anche rispetto a tutto quello che sta succedendo nel mondo e anche in Italia. È stato recuperato e trasferito negli hangar del 14° nucleo elicotteri dell'Aero Club di Belluno l'ultraleggero precipitato mercoledì scorso sul lago Rhin Trentino. Ai comandi la giovane Silvia De Bon, rientrata a casa dopo un paio di giorni di accertamenti sanitari al Santa Chiara di Trento. C'è una doppia inchiesta aperta per individuare le cause dell'incidente dagli esiti miracolosi. Le indagini sono di fatto già iniziate con il sopralluogo da parte dell'ispettore NSV presso il luogo dell'incidente. Dobbiamo ringraziare anzitutto i carabinieri e i vigili del fuoco di Trento che hanno recuperato il mezzo. Sarà l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo a stabilire e a dire l'ultima parola sulle cause dell'incidente aereo di mercoledì scorso sul lago Rai che ha avuto esiti miracolosi. Ai comandi del velivolo dell'Aero Club di Belluno la giovane pilota Silvia De Bon, che venerdì scorso è stata dimessa dall'ospedale di Trento dove è stata trattenuta un paio di giorni per accertamenti. Silvia è provata ma sta bene. Silvia l'ho vista ieri, ci siamo abbracciati in maniera molto affettuosa, abbiamo anche un po' pianto, insomma, perché l'esperienza è stata molto forte. Sta iniziando ora a capire veramente quello che è accaduto, l'importanza di quello che è accaduto è molto provata anche dal punto di vista psicologico, soprattutto per la pressione mediatica che ha subito. Nelle immagini diffuse dai Vigili del Fuoco di Trento si vedono le fasi del recupero del velivolo imbragato e trasportato in un'area del deposito del legname di Predazzo. Alle operazioni hanno partecipato anche il soccorso alpino della Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco volontari di Predazzo, alla presenza del tecnico investigatore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo. Il motore dell'ultraleggero ora è trattenuto al 14° nucleo elicotteri dei Carabinieri di Belluno, mentre l'aereo smontato si trova in un hangar dell'Aero Club cittadino. Un incidente così importante con sopravvissuti per fortuna, no, per sfortuna è la prima volta, perché purtroppo altre volte invece abbiamo avuto dei piloti deceduti e in quel caso non eravamo così contenti come oggi. Silvia De Bon riprenderà a volare quando? Al momento è difficile dirlo e l'Aero Club la aspettano per inserirla nell'attività di volo. Fra le 10 donne pilote in forza al dell'oro con i suoi 22 anni è stata la più giovane ad ottenere il brevetto di volo. Con orgoglio e soddisfazione perché da quando era bambina bazzicava la nostra sede, quindi per noi è una figlia e teniamo al fatto che insomma prosegua l'attività di volo e possa continuare a inseguire i suoi sogni. Pioggia di contributi regionali nel 2022 all'assessorato comunale all'ambiente e protezione civile di Belluno. L'ultima infornata ammonta a 53.000 euro e andrà a coprire integralmente un progetto destinato alle scuole e l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale dei volontari. Gongola l'assessora Lorenza De Kunovic. Dall'atto del suo insediamento a giugno 2022 manutenzioni e progetti ambientali e di protezione civile sono andati in porto grazie alla copertura integrale della spesa con intervento regionale. Mesi fa avevo cominciato a programmare un progetto che avevo denominato Diverdente, che è divertente proprio, che è un gioco di parole fra il termine verde e il termine divertente. Una serie di iniziative rivolte alle scuole e ai cittadini in tematiche appunto ambientali. Gestione rifiuti, bonifiche e inquinamento atmosferico, questi temi affrontati dal progetto del valore di 48.000 euro, una somma troppo alta per le casse comunali visti i chiari di luna, ma è bastata la presentazione dell'iniziativa ritenuta meritevole dall'assessorato guidato da Giampaolo Bottacin per ottenere il finanziamento straordinario che copre integralmente la spesa. La mano benevola della Regione è stata offerta anche per sostenere totalmente i costi pari a 5.000 euro per il rinnovo dei dispositivi di protezione individuale del gruppo comunale di protezione civile. Tempo fa avevamo appunto acquistato le nuove divise e anche qui ci sono state rimborsate per circa 5.000 euro che potrò così liberare e andare a progettare e a spendere per altri progetti riguardanti la protezione civile. Una fine d'anno da festeggiare, commenta il sindaco Oscar De Pellegrin, che esprime gratitudine per la sensibilità e l'attenzione confermata al territorio bellunese e ai suoi cittadini. Ed ora i primi nati nel bellunese. Francesco è nato ieri pomeriggio alle 16:35 all'ospedale di Feltre, il secondo nuovo nato
del 2023 nell'ULSS Dolomiti. La mamma Anna Poletti, sostenuta dal marito Luca Dalmagro, ha scelto di partorire con la musicoterapia e sulle note di Certe notti di Ligabue Francesco ha emesso il suo primo vagito. Un'ora prima l'aveva preceduto Mattia, venuto alla luce con la cromoterapia scelta dai genitori Luisa Pasotti e Nicola Cecchette. All'ostetricia di Feltre l'ultimo nato del 2022 è Noah, con nome scelto dai genitori Ilenia Vampiro e Dylan Zennaro. All'ospedale di Belluno alle 16:17 l'ultimo nato dell'anno è stato Pietro di Elenia Barattini e Giuliano Donadon. Il 2022 si è chiuso con un numero di nuovi nati leggermente inferiore all'anno precedente, 1312 contro 1350. Lo scorso anno ci sono stati 7 parti gemellari a Belluno e 6 a Feltre. Campioni nello sport, campioni nella vita e per la vita. Axel Bassani, Giorgia Marchette e Denise Dal Zotto, già donatori di sangue, sono stati testimonial d'eccezione della campagna del gruppo Giovani ABVS di Feltre, promossa all'interno degli istituti superiori feltrini. Al centro trasfusionale Axel, vincitore della classifica piloti indipendenti del campionato di Superbike, Giorgia argento agli europei di mountain bike e Denise, pilota nel campionato Superbike femminile, hanno incontrato gli studenti. I riscontri sono molto positivi. Dal 2018, anno di avvio del progetto, più di 400 ragazzi hanno deciso di fare la visita di idoneità, 81 solo nel 2022. Ed è tornata la nostra rubrica Il tuo presepe. Come state facendo ormai da giorni voi telespettatori, potrete raccontare con le immagini la vostra creazione. Manderemo in onda i video che ci invierete su WhatsApp al numero 351 17 55 340. Ci raccomandiamo che i filmati siano della durata di almeno 20 secondi e le riprese fatte in orizzontale. Specificate il vostro nome e cognome e il vostro comune di residenza. E dunque siamo alle immagini del nuovo presepe che ci è arrivato in questi giorni. Vediamo dunque la natività realizzata dalla famiglia Cecchin di Spineda di Riese Pio X. Io con queste bellissime immagini vi saluto, ovviamente subito dopo ci saranno anche le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e arrivederci. Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just begun. And so this is Christmas. I hope you had fun. The near and the dear, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas for weak and for strong, the rich and the poor ones. The road is so long, and so happy Christmas for black and for white, for yellow and red ones. Let's stop all the fight. Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas. Rizzardo SRL, da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente e qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo.
Benvenuti al Meteo. Una perturbazione attraversa il nostro territorio, qualche disturbo nella giornata di martedì 3 gennaio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto cielo decisamente grigio e coperto sin dal mattino, col passare delle ore piogge via via più diffuse un po' ovunque sulla nostra regione. Temperature invariate, minime tra 2 e 6 gradi, massime invece tra i 9 e gli 11 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà nuvoloso con locali foschie e possibili nebbie, ma anche con deboli precipitazioni nel pomeriggio. Temperature minime tra 6 e 9 gradi, massime sui 9-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Poche novità, precipitazioni piuttosto frequenti, nevose oltre i 1300-1500 metri di quota. Temperature minime intorno a 1-3 gradi, massime sui 5-9 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Rizzardo SRL. Da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente e qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo.